Si cambia argomento. Si cambia argomento, ma non si cambia la data. È il 23 maggio, esce in sala il film d'esordio di Gianluca Santoni, Io e il Secco, film premiato ad Alice nella città dello scorso anno. È una storia originale che ha anche vinto il premio Solinas. Santoni lo ha scritto assieme a Michela Straniero ed è prodotto da Ines Vasilevic, che è una cara amica che conosco molto bene, Stefano Sardo, per Night Swim con Rai Cinema, in coproduzione con Antitalent e in associazione con Sayama Films. Così le ho dette tutte all'inizio e non dobbiamo più ritornare. Appunto ci faremo raccontare, intanto a partire da questa bella locandina di questo abbraccio generazionale da Gianluca a 2 giorni dall'uscita del film, le sue emozioni ovviamente, per cui se dalla regia siamo pronti. Se ti dovessi chiedere dove hai girato questo film da questa immagine? Mi ricordano i paesi dell'est. Vero? O comunque del nord, io pensavo qualcosa tipo Germania, qualcosa del genere. No, visto che poco fa eravamo impregnati di sicilianità, mi veniva questa domanda perché guardando a volte basta un frame dico, in realtà vediamo loro in primo piano, intravediamo questa auto rossa, questi alberi spogli, ovviamente in una stagione palesemente invernale. Esatto. E la prima cosa che immagini sono luoghi a chilometri dai nostri. Testiamo il collegamento in questi minutini e poi ci spostiamo. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Grazie di essere con noi a 2 giorni dall'uscita in sala di Io e il Secco, e un ringraziamento anche a Raffaella Spizzichino che ha voluto creare questo ponte con Gianluca e il suo film. Lo ricordavamo prima di collegarci, Gianluca è stato premiato ad Alice nella città nel 2023, la scrittura ha vinto il premio Solinas, film che è scritto assieme a Michela Straniero. Intanto come ti senti Gianluca? Perché è sempre un'emozione 48 ore prima dell'uscita. Allora, innanzitutto ciao, grazie mille per questa opportunità di incontrare di nuovo voi e il vostro pubblico. Mi sento estremamente emozionato, ma allo stesso tempo veramente molto molto felice che Danny e Secco, i protagonisti del mio film, finalmente stanno per incontrare il pubblico, ecco. Senti Gianluca, glielo diciamo come funziona qui, anche se magari già se ancora lo un ricorda. minuto. Che fra un minuto ti presentiamo al pubblico radiofonico che in questo momento sta ascoltando la musica. Questa è un'anteprima per chi segue lo streaming e ci vede, mentre il pubblico della radio un po' ascolta noi, un po' ascolta la musica, e poi il pubblico di Facebook, dello streaming, ha ovviamente il vantaggio di poter vedere, no? E quindi fra un po' al prossimo brano manderemo anche un piccolo estratto. Non so se è un vantaggio, però va bene, per le scene del film sì. Giochiamo su questi anche 2 mezzi sensoriali per poter offrire anche un prodotto diverso a secondo di chi ci ascolta e da dove ci ascolta. Certo. A tal proposito facciamo questo switch e quindi unifichiamo il segnale. Irene Grandi con la sua In vacanza da una vita, così ci siamo svegliati un po' anni 90 quest'oggi qui su Radio In, ma con il nostro Open Day Cinema siamo più che di attualità, perché siamo pronti per raccontarvi un'altra imminente uscita. C'è un sottile filo rosso che collega il nostro primo appuntamento di questa mattina, l'uscita di Mascaria in prima serata su Rai 1 il 23 maggio, ma il 23 maggio esce anche Io e il Secco, opera prima di Gianluca Santoni, il film d'esordio. Ma lo sai che qui con noi Gianluca Santoni è già collegato? Ciao a tutti e tutte, ciao. Grazie di essere con noi, anche per il pubblico che ci ascolta in questo momento alla radio, immerso nel traffico. Tu il pubblico della radio ce l'hai sempre in macchina nel traffico. C'è qualcuno anche che sta a casa o in ufficio con la radio. Lo immagino così. Va bene. Gianluca, grazie a te. Abbiamo ricordato un po' chi ha realizzato, chi ha prodotto il premio Solinas, ma ci piace molto che tu ci possa raccontare la storia di Danny, che
che ha una sola missione nella sua vita. Danny è un bambino di 10 anni, salvare la sua mamma dalla violenza del papà. Sì, appunto, come hai anticipato, la storia è questa, è l'avventura di Danny e Secco, è la storia della loro amicizia. Danny è un bambino di 10 anni che vuole appunto salvare sua mamma dalla violenza di suo padre, e per farlo decide di chiedere aiuto a quello che secondo lui è una specie di super killer, secondo la sua fantasia di bambino di 10 anni. Purtroppo però questo super killer in realtà è il Secco, che non è assolutamente un killer, ma è un ragazzo sbandato. Sì, uno sbandato, diciamo, con un disperato bisogno di soldi, che finge di stare al gioco per cercare in realtà di derubare la famiglia di Danny, ma finirà in realtà per diventare in qualche modo suo amico e forse anche una figura paterna per lui. Senti, quanto è stato complicato creare questo legame generazionale fra il Secco e Danny, già a partire dalla fase di scrittura, Gianluca? È stata una delle mie ossessioni, ma già dalla scrittura io e Michela ci siamo fatti guidare dai personaggi, perché io sono molto convinto che in qualche modo i personaggi esistono già sempre, dentro o fuori di noi. Quindi bisogna soltanto conoscerli e chiedere ai personaggi di guidarti. È la scelta di Danny, perché anche lì, soprattutto il più giovane, per riuscire a tirar fuori da questi ragazzi, bambini, mi permetto di dire, Certo. questo tipo di aspetto emotivo non è facile. Avete fatto una ricerca lunga? Sì, allora ecco, se io il Secco e l'avventura di Danny, la ricerca di Danny è stata la mia avventura in Romagna, in questa bellissima terra che mi ha accolto come artista e come persona. Abbiamo cercato abbiamo provinato tantissimi bambini dell'età di Danny, centinaia, insieme a Giulia Campi, questa giovane sceneggiatrice che per l'occasione ha scoperto lo street casting, ha imparato questo mestiere facendolo. Cos'è lo street casting? Che questa parola ci manca, aspetta. Ah, fantastico. Allora, lo street Un casting momento didattico di Open Day Cinema, che è uno dei Evviva. momenti che più attendiamo. è la ricerca degli interpreti attraverso la ricerca, come dire, in strada, Ok. dei non professionisti, quando si cerca, come si faceva Un già. po' da neuralismo? Esattamente, come si faceva già ai tempi del neorealismo, ormai è una cosa che in Italia sicuramente siamo esperti, insomma, di questa cosa, però ancora ogni tanto si fa fatica perché è un modo, nonostante esista da anni, considerato ancora poco ortodosso, quello di cercare attori, scoprire nuovi talenti che magari sono alla prima esperienza, però allo stesso tempo è comunque qualcosa di consolidato. E Danny è stato trovato così? Cioè l'attore che ha interpretato Danny è stato trovato così? Sì, esatto. Giulia, appunto, questa collega che ha girato in lungo e in largo la Romagna, le scuole calcio, tutti i possibili centri aggregativi di ragazzi di quell'età, lo ha trovato in un centro estivo. E poi abbiamo fatto il provino insieme e ho detto ok, ci siamo. Dopo tanti provini Ho una curiosità giornalistica, quanti ne avete provinati? Dai, buttami un numero. Allora, c'è una differenza tra quelli che abbiamo provinato e quelli che abbiamo visto, Ok. diciamo. Visto, ti Dammi dico un con grande totale. serenità, migliaia. Provinati, poche centinaia. Facci Mamma riprendere da mia. questi numeri perché diamo spazio anche alla musica. Gianluca No. Grignani, Non voglio essere un fenomeno. L'ascoltiamo insieme su Radio In, ma noi su Facebook abbiamo un sacco il di trailer, cose da abbiamo da dirvi e da vedere farvi il trailer. vedere. Però, cioè, migliaia comunque di Spariamoci il ragazzini trailer. visti, Ivan, stiamo parlando di un numero impressionante. Ma poi sai cosa mi incuriosisce? Non avevo dubbi. No, mi incuriosisce di questa cosa perché immagino, metti il ragazzetto, in questo caso Danny l'avete trovato nel centro estivo. Sì. Ok, torna a casa, mamma, papà, vado a fare un film. Cioè, nel senso, diventa strano anche poi far calare, perché ovviamente Certo. un minore di quest'età deve essere È un accompagnato. debutto a tutti gli effetti. E accompagnarlo in una realtà a cui neanche la famiglia è preparata, no?
Assolutamente sì, poi chiaramente allora questi provini si fanno sempre con la collaborazione degli enti come Certo. quelli dei centri Certo. estivi, eccetera, no? Anzi che approfitto per ringraziare per tutto l'aiuto che ci hanno dato, tutte le scuole di basket, di calcio, Tu eccetera. immaginati l'anno prossimo, ragazzi, se venite a fare il centro estivo qui, può essere C'è che vi l'altro prendono film per un di altro Gianluca. film. Certo, e soprattutto approfitto per ringraziare e ti ringrazio per questo assist, diciamo, i genitori di Francesco, che io li chiamo sempre i coproduttori di questo film, perché sono stati estremamente disponibili e sono effettivamente delle persone meravigliose che sono felice di aver conosciuto. Vedi, perché È bello, ovviamente qui la collaborazione è bello. fondamentale, perché devi rimettere in discussione tutto e anche è un po' come quella cosa di cui parlavamo prima, sono queste cose che accadono per caso, io credo Dai, anche dai, molto nel destino. vediamoci le immagini. Abbiamo un sacco di tempo, non Dai, c'ha dai, dai, l'ansia, dai. vuoi vederlo? Sì, Vuoi vedere il sì. secco? Vediamo. Lo vedi a quello? Gli devi sparare. Chi è? Mio padre. Che t'ha fatto? A me niente. Se n'è andato in prigione? Io ne vanno in prigione. Ho detto che gli sparo, dammi sti soldi, no? Prima li spari e poi ti dai i soldi. Ma che vuoi ammazzare? Io voglio solo far vedere la pistola. Sei stato in prigione? Sì. Allora sei un coglione. Che cazzo hai detto? Niente, ma che ha detto? Sta scherzando. Corri, corri! Tu veramente vuoi sparare a tuo padre? Ma sai che vuol dire ammazzare una persona? Te li difendi, te devi difendere, alza le mani. Secco! Andiamo via. Guarda che il papà ti vuol bene. Te ti vuole bene. E adesso chiudi gli occhi e pensa di galleggiare. Tu chi ti senti, più Danny o più il secco, Ivan? Uno e l'altro. No, mi colpisce, Gianluca, questa esperienza che fanno entrambi, che li porta anche a interrogarsi sul senso dell'essere uomini. No? Facciamo C'è un bambino che vuole crescere in fretta e il secco che magari con una visione anche no. particolare del mondo, Sì, della sì, direzione sì, che sì. vorrebbe prendere. Lì ci riporta alla riflessione di ieri allo stadio a Palermo, Esattamente. questi bambini, perché dalle immagini che abbiamo visto molti di questi erano bambini che hanno tirato oggetti in campo e ci dicevamo ma come fanno dei bambini ad andare a compiere un gesto così? Perché ci sono bimbi che hanno purtroppo una visione della realtà distorta e dipende chi si trovano accanto, possono essere riportati su una determinata via oppure perdersi già da giovanissimi. Ma prima di fare questa riflessione e dare la parola nuovamente ovviamente a Gianluca Tassantoni, unifichiamo i segnali, ci spostiamo anche in FM e continuiamo a parlare. E torniamo dopo aver visto anche le immagini del trailer di Io e il secco. C'è anche questa ambientazione un po' cupa, questa oscurità che fa pensare anche a un po' alla visione che ha del mondo il giovane Danny. Chiedo ovviamente al regista del film che è in collegamento con noi, Gianluca Santoni. Danny è sicuramente esposto alla questione della violenza, più che alla visione della violenza stessa, proprio al clima di tensione che si respira in casa, perché poi ci tengo a dirlo, qualcosa di cui, come dire, qualcosa che abbiamo cercato con grande fatica nel film, non si vede mai la violenza, è sempre lasciata fuori campo, ma si percepiscono gli effetti. Però Danny rimane comunque un bambino, per cui appunto nel film gli spettatori avranno la possibilità di essere anche un po' sorpresi dalla fantasia di Danny che entra nella realtà fin troppo dura e in qualche modo la trasfigura. Mi riallaccio a quello che ti ha chiesto appunto Eliana, Gianluca, anche le location, anche i luoghi che hai scelto fanno da cornice a una storia, ecco, hai fatto bene a ricordarlo tra la fantasia e la realtà cruda e dura.
Sì, i luoghi appunto sono quelli della Romagna, abbiamo girato principalmente a Ravenna, a Lido Adriano, che è questa frazione di Ravenna, e qualcosina anche a Cesenatico e a Lugo, quindi appunto in piena Romagna. E sono dei posti che per me hanno un fascino incredibile, nel senso che conosciamo tutti il fascino della Riviera Romagnola d'estate, i colori, i turisti. Poi però d'inverno improvvisamente i colori cambiano e si tingono di un fascino completamente diverso che, visti questi luoghi attraverso gli occhi di un bambino, diventano praticamente un mondo fantastico, no? Dove vivere delle avventure da supereroi quasi. Sono molto curioso di andare a vedere il film, anche perché a me questi temi piacciono molto e so che c'è dietro tanto lavoro, tanto studio, tanta ricerca anche di natura sociologica, antropologica, psicologica. Gianluca, grazie di essere stato con noi a presentare il tuo film d'esordio, Io e il Secco, dal 23 maggio in sala. Grazie a voi, grazie per questa Grazie possibilità. mille per essere stato qui con noi. Ti aspettiamo ovviamente al prossimo lavoro, Senza... E da qui noi ci prendiamo